Sinceramente non ci aspettavamo il fallimento, noi avevamo firmato neanche tanto tempo fa 4 mesi di cassa integrazione ulteriore. Un fulmine improvviso, ma in un cielo in questi ultimi anni non certamente sereno. L'ultimo sviluppo della vicenda della IML di Casarza Ligure, con il tribunale fallimentare che ha rigettato la proposta di concordato dichiarando il fallimento dell'azienda, ha colto di sorpresa lavoratori e sindacati, ma non è che l'epilogo di una situazione difficile che si stava trascinando ormai da troppo tempo, con 29 dei 66 dipendenti rimasti ormai da 4 anni in cassa integrazione e l'ultimo rinnovo del provvedimento appena arrivato pochi giorni fa. È da 4 anni che questi lavoratori fondamentalmente sono in cassa integrazione. Tutto sempre con la speranza che si chiudesse una trattativa, che ci dicevano sempre in corso per vendere questa azienda qua. Ci hanno sempre detto di stare tranquilli proprio per non creare problemi alle trattative. Noi l'abbiamo fatto. Evidentemente queste trattative erano farlocche. Davanti ai cancelli della fabbrica a Bargonasco i lavoratori hanno effettuato un presidio che poi si è spostato in piazza Cappelli. Una prima manifestazione che sarà seguita mercoledì da una seconda. Questa volta il corteo raggiungerà il comune di Casarza Ligure per un incontro con l'amministrazione. Con la dichiarazione di fallimento adesso tutto è in mano al curatore, lo studio Romanò di Milano, che dovrà cercare possibili acquirenti ed evitare la chiusura definitiva dello stabilimento che produce raccordi per l'industria petrolchimica. Incerto è anche il futuro dei lavoratori che vedono venir meno adesso la cassa integrazione. Intanto arrivano notizie che in un quadro che resta a tinte fosche portano qualche elemento di positività. Sono solo voci, però sono voci importanti. Sembra che comunque l'azienda abbia vinto il ricorso nei confronti della società assicuratrice che doveva ripagare dei danni subiti durante l'alluvione del 2018, quindi sono soldi importanti. Sembra che ci sia qualche azienda disposta perlomeno a parlare, a vedere se è possibile rilevare qualche attività, per cui io credo che al più presto il curatore fallimentare dovrà incontrare anche le parti sindacali per poterci dire che cosa ha intenzione di fare.